Rieccoci insieme. Allora, cari telespettatori, la prima intervista e il primo approfondimento che facciamo riguarda un settore molto importante e strategico per il nostro territorio, per l'economia anche del nostro paese, quindi non solo a livello territoriale e regionale, ovvero il settore ittico, la pesca. La pesca con un indotto veramente molto significativo, non soltanto in termini economici, con moltissime famiglie, decine e decine di famiglie che si dedicano al settore pesca e naturalmente alla filiera del settore pesca, che sono allocate nel territorio di Chioggia, primo porto, prima marineria d'Italia, ma per parlare di numeri, per parlare di evoluzione di un settore, per parlare di mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, abbiamo il piacere di avere il, possiamo dire, nuovo direttore, grazie di essere qui presente, Vincenzo Viapiano, amministratore unico SST Mercato Ittico all'ingrosso di Chioggia. Grazie di dedicarci del tempo. Buonasera a tutti, buonasera a voi e grazie per l'ospitalità. Allora direttore, intanto lei è di fresca nomina perché all'inizio dell'estate, da giugno, quindi era già sul territorio di Chioggia, sì. Era rimasto affascinato da questa realtà. Sì, vivevo già da alcuni mesi a Chioggia, affascinato da Chioggia, sì. Che cosa l'ha colpita di Chioggia? Per me Chioggia è stato amore a prima vista. Lei veniva da dove? Da quale realtà? Beh, io vivevo a Padova in realtà, Padova, Bruxelles, ero un po' in giro, cioè, perché avere l'occhio in Europa. Un po' misto, un occhio in Europa, un occhio in Veneto. Ha scelto Chioggia, che cos'è Chioggia? Perché dopo da lì è nato anche l'incarico che lei adesso che ha assunto, sì. Che ha preso piede, anche di bella responsabilità, e ne parleremo. Ma che cosa c'è stato di questa città che l'ha accolta in modo particolare, che l'ha fatta innamorare? Perché prima nasce questo e sì. Poi da quello si riesce anche ad entrare a contatto col profondo di una realtà come quella di Chioggia. Allora, di Chioggia mi ha affascinato l'ambiente, l'atmosfera. Naturalmente dovuta agli abitanti, i chiogiotti. Quindi è entrato subito in feeling? Subito in feeling, subito. L'incarico poi al mercato ittico. L'incarico al mercato ittico. Che impressione ha avuto inizialmente? Beh, una cosa, per me è appunto tutto nuovo, no? Una sfida nuova, un ambiente nuovo. Se Chioggia mi è piaciuta appunto dal momento per gli abitanti di Chioggia, no? Per i chiogiotti, per il carattere dei chiogiotti, il mercato ittico poi mi è piaciuto ancora di più, perché è ancora più peculiare. Beh, l'anima vera di Chioggia. L'anima vera di Chioggia, esatto. I pescatori, tutto quello che ruota intorno all'indotto della pesca. Che sono, per quel che lei ha visto e si è reso conto, che poi anche ha studiato, insomma è riuscito a entrare a contatto profondamente, i pescatori, quindi l'anima produttiva, oltre a c'è anche il turismo, per carità ci sono altri settori anche merceologici, senza nulla togliere, però nella loro imminenza cosa sono? Chi è il pescatore di Chioggia? Beh, il pescatore di Chioggia è una persona schietta, pura, un gran lavoratore. Una persona che ama il suo lavoro, che spesso ha seguito il lavoro del padre, che a sua volta o anche del nonno. Quindi sono generazioni? Sono generazioni. Io ho conosciuto diversi armatori, no? Diversi marinai, diversi pescatori, diversi proprietari di barca, che sono comunque alla quarta generazione. Quindi cioè c'è il figlio, pesca, sulla barca del padre, che a sua volta è stata la barca del nonno. Che lei abbia percepito, c'è il problema, magari una volta avremo anche modo di invitare qualcuno, perché mi viene adesso così come pensiero, potrebbe essere anche simpatico che lei ci porti qualche imprenditore. Sono sicuro che accoglierebbero con grande entusiasmo, con interesse. Perché è anche bello sentire raccontare queste storie, perché adesso si parla sempre di passaggio generazionale e di difficoltà dei giovani a intraprendere certe attività, quelle soprattutto più tradizionali, più legate a certi anche ritmi, sono difficili da sostenere. Lei cosa ha percepito? Che è un mondo un po' a sé stante dove invece c'è il passaggio del testimone, oppure anche lì si riscontra questo gap? Beh, certo, anche la pesca subisce le problematiche del passaggio generazionale, però in alcuni casi almeno, sicuramente Chioggia lo subisce meno che in altri luoghi, proprio perché il carattere identitario a Chioggia è molto forte, è rimasto il legame appunto con la famiglia, di padre in figlio. C'è l'orgoglio quindi forse? C'è l'orgoglio, fortissimo orgoglio. È quello che tiene viva proprio la città, che tiene viva la marineria di Chioggia, che appunto, dicevamo, è la prima marineria d'Italia, oltre 300 barche.
Sono tantissime. Tra l'altro chi ha avuto l'opportunità di andare a Chioggia, a vedere proprio dove sono, si trovano queste imbarcazioni, sono imbarcazioni bellissime, veramente molto molto grandi, che hanno però anche la loro età, insomma la loro storia, ce la portano addosso, no? Certo, sì. Lei quando le ha viste che impressione ha avuto? Vabbè che veniva già da un'area. Ma sinceramente quando l'ho vista sono rimasto affascinato anch'io. E poi la cosa bella è che sono ormeggiate tutte al mercato, no? Sotto il mercato. Infatti. Quindi vedere il mercato è un vero mercato ittico dove la maggior parte del pesce che viene conferito appunto viene portato dalle barche. In altri mercati ittici in realtà sono delle piattaforme, nel senso che arrivano i camion, scaricano il pesce congelato e poi rivendono ad altri il pesce congelato. Invece a Chioggia il pesce viene conferito dalla barca. Sembra strano a dirsi, ma in pochi posti questo accade. Bravo, infatti hai fatto benissimo a dire questo, perché è vero, ci sono delle piattaforme anche e soprattutto in Europa, lei ha avuto modo di stare in visitare anche certe realtà dove è un luogo di conferimento di provenienza anche di altre, c'è anche il mercato ittico a Milano per carità, dove arriva il pesce da Chioggia. Però poche barche a Milano, però non ci sono al mercato ittico di Milano non sono molte barche. Non arrivano. Questa invece è la caratteristica che ci sono queste imbarcazioni con il pesce appena come vediamo pescato. adesso qui dal filmato, no? Dai video insomma. Esatto, infatti. Ma c'è anche un primo trattamento che il pesce riceve nell'imbarcazione, no? Sì, c'è un primo trattamento che riceve in imbarcazione, anche una selezione, no? Insomma c'è tutta la parte. E poi però la cosa bella è che direttamente dalla barca il pesce arriva nel padiglione della sala aste. Questo quando avviene? In genere? Avviene 2 volte, nel senso che c'è un'asta che si tiene alle 4 del mattino e un'asta che si tiene alle 3 di pomeriggio. Lei è stato? Quella più affascinante è quella notturna, quella alle 4 del mattino. Io ci sono stato diverse volte e vado volentieri. Proprio al fisico per andarci. Sì, ho il fisico, soprattutto la voglia e l'entusiasmo, perché mi piace sentire, parlare con i pescatori, parlare con gli astatori, con tutti gli operatori. Ecco, è una sensazione difficile da descrivere, nel senso che va provata. Ci descrive un attimo com'è l'ingresso, l'apertura, come viene segnato l'inizio dell'asta, quando vengono scaricati, un po' cosa si vede? Allora arrivano le barche magari un'ora prima circa e poi iniziano a trasferire il pesce nel padiglione. Chiaramente poi il padiglione è chiuso al pubblico e anche agli acquirenti fino alle 4 del mattino. Poi suona la sirena, al suono della sirena si aprono i cancelli e tutti gli acquirenti entrano appunto nel padiglione e iniziano le trattative, la compravendita vera e propria. È il momento più frizzante, ecco, della notte. Infatti, acquirenti che devono essere accreditati. Tutti gli acquirenti devono essere accreditati, sì, appunto perché è un mercato all'ingrosso. Quindi c'è una procedura, vengono accreditati da noi e poi... Esatto, quindi qua il mercato ittico ha un ruolo, insomma. Sì, ha un ruolo decisamente. C'è una selezione nell'acquirente, cioè può essere anche il piccolo un acquirente? Sì. Cioè il ristoratore sono può tantissimi, e ci sono anche molti ristoratori. Soprattutto i ristoratori ci tengono appunto alla qualità, vengono personalmente a scegliere il pesce, ad acquistarlo e poi portarlo via. La contrattazione come avviene? La contrattazione è vivace. Nel senso che molte volte su molte specie c'è appunto l'asta all'orecchio. Eccolo qua, lo stiamo vedendo in queste immagini. Ecco, proprio giusto, è il momento giusto. Ma il prezzo viene dettato dal pescatore? Allora, il pescatore richiede un prezzo, poi minimo, diciamo così. L'astatore si impegna a vendere a quel prezzo o comunque a un prezzo maggiore, superiore. L'astatore cerca di fare appunto l'interesse dei pescatori. Per diventare astatore è una professione? È una professione, ci sono 12 astatori. A 12? Sì, e di professione loro compravendono il pesce. Aspetta, ma che formazione hanno? L'esperienza di vita? Credo l'esperienza di vita soprattutto, sì, l'esperienza. Perché? Molte volte anche i pescatori diventano astatori, insomma. Diciamo che l'ambiente è abbastanza chiuso, nel senso che quello è l'ambito e quindi poi con l'esperienza si va avanti. Quindi voi, il mercato ittico, diciamo la società, conoscete gli astatori? Noi conosciamo gli astatori. In realtà ci si conosce poi un po' tutti, perché è un piccolo mondo. Certo. C'è tutta la parte della guardiania, tutta la parte delle Cos'è la guardiania? Sono quelli appunto che gli addetti
diciamo, quelli che gestiscono gli ingressi, no, all'interno del mercato. Quindi controlli? Sì, perché potrebbe entrare anche una persona non accreditata, no? Nel senso quando si aprono i cancelli. Giusto. E invece sono esperti anche, diciamo, gli operatori della Guardiania conoscono tutti i volti, quindi immediatamente se c'è qualcuno che non è accreditato. Ma ci sono dei protocolli comportamentali, cioè io immagino certe aste dove ci sono anche certe modalità con cui ci si deve procedere, o è molto lasciato alla consuetudine? Comunque in genere gli usi e consuetudini sono delle vere e proprie leggi, quindi infatti il mercato va avanti dal 1960, quindi diciamo, è ben consolidato, tutti i meccanismi sono ben consolidati. Questo è già importante. Sì. La filiera è una filiera lunga però, vero? Quella del pesce, cioè il prezzo che viene proposto, contrattato al mercato ittico con cui esce è diverso da quello che troviamo noi sui banchi del pesce. Naturalmente è diverso perché è un prodotto deperibile e poi nei vari passaggi i vari, diciamo, operatori devono avere i loro margini. Quindi sicuramente rispetto alla, diciamo, il prezzo, diciamo, al mercato ittico è relativamente basso. In molti casi può raddoppiare o anche triplicare, ecco, quando poi arriva sul banco di vendita. Ecco, dipende da tanti fattori. No, la cosa che sconvolge è che, lasciando perdere quest'anno, perché è stato un anno un po' particolare, però negli anni passati nel sud Italia si pagava il pesce meno perché si diceva, perché ci sono tante città sul mare, quindi direttamente dal pescatore al consumatore, passaggi brevi. Venivi qui da noi al nord, a Padova per esempio, che è una realtà vicinissima a Chioggia, perché insomma sono pochi chilometri, il prezzo del pesce era come dire, parliamo di chissà cosa, insomma altissimo. Quest'anno si è alzato dappertutto, per cui vabbè, ma questo è un caso particolare, speriamo che poi possano ritornare a ritmi normali. Ma perché questa filiera, io lo chiedo sempre, lo chiedo anche ai rappresentanti dell'agricoltura, di altri settori, va a gravare così tanto su un prodotto facendo sì che poi i consumi giocoforza possano ridursi anche drasticamente? Sì, perché purtroppo all'interno della filiera, no, poi gli attori che vengono penalizzati sono i primi, quindi i pescatori, e gli ultimi i consumatori. Infatti. Di mezzo c'è tutta la parte del commercio e anche molte volte anche la speculazione, diciamo così. Naturalmente questo accade in economia. Esiste un fattore speculativo, c'è sempre sostanzialmente. Sì. Perché tante si tende sempre di più a cercare di avere una filiera corta, nel senso che molte volte anche le organizzazioni di produttori stanno facendo un grande lavoro, nel senso che anche i pescatori tendono ad unirsi, ad aggregarsi, in modo da poter vendere assieme il pesce e soprattutto magari trasformarlo e lavorarlo. Che questa è un'altra cosa importante. Io credo che questa è la strada da percorrere ormai, cioè nel senso, se vogliamo mantenere in piedi la pesca, il vero passaggio è questo: il pescatore deve diventare anche diciamo, trasformatore e venditore anche del prodotto. Perché poi tra l'altro le uscite, perché qui vediamo dei pesci anche dei crostacei bellissimi, il pescatore adesso non fa tante uscite, non può fare come un tempo tante uscite in mare, vero? Sì, ci sono tanti regolamenti, no, che partono appunto dall'Europa, e molti dei regolamenti europei, diciamo, che non favoriscono la pesca italiana, perché i regolamenti vengono fatti appunto su base europea e magari privilegiano fondali diversi dei mari del nord, insomma c'è tutta una serie di burocrazie, ecco, a livello anche europeo, che sicuramente non agevola il lavoro dei pescatori italiani. Non li hanno resi particolarmente felici, perché ce ne sono uscite anche altre di recente, no? Sì. Sì, infatti, continuano a creare problemi. Per quel che riguarda invece le specie ittiche, sono quelle del territorio, quindi di laguna e di mare aperto? Sì, la maggior parte del pesce conferito al padiglione, cioè al mercato ittico, è un pescato nazionale e soprattutto locale, e soprattutto anche pesce fresco, oltre il 50%, appunto pescato dalle barche e venduto dalle barche. Una barca quanto sta fuori? Quanto può star fuori? Cioè, sto pensando, perché a volte c'è del pesce anche di grossa taglia. Diciamo anche 36 ore. Tante volte. A proposito di prodotti, si parla spesso del discorso delle vongole mangiate da questo detto granchio blu. Le ultime notizie dicono addirittura che stanno sparendo del tutto. È così per quel che ne risulta? Il granchio blu è una grande emergenza, è stata un'emergenza, è vero, è vorace di vongole, è vorace di cozze, insomma, quindi ha fatto parecchi danni e sta facendo parecchi danni. Sta cercando di intervenire, ce ne sono molti comunque.
Cioè, le zone più colpite comunque sono state la zona di Scardovari, di Pila, di Goro, dove c'erano proprio gli allevamenti di vongole, perché il granchio blu chiaramente quando trova un vivaio di vongole le mangia tutte. Fa festa fa festa lui, sì. Ma ci sono ancora vongole? Arrivano al mercato ittico? Sì, ci sono ancora vongole, poi sono anche le vongole veraci, quelle pescate in mare comunque. Quindi. Che anche quello sono un altro prodotto anche molto particolare, che comunque ha un suo pregio, un suo valore. Il pescato viene anche esportato all'estero? Sì. Quali sono i mercati che possono essere in qualche modo interessanti? Perché so che arriva fino in Spagna. Sì, arriva in Spagna, arriva in Francia, arriva in Belgio. Quindi comunque quello poi dipende dai singoli, diciamo, operatori, no? In base ai mercati che ognuno poi, il mercato che ognuno riesce a trovare, riesce ad esportare, insomma. Riesce, sì. L'altra caratteristica del mercato ittico è il fatto che è un luogo particolarissimo di lavoro, lei raccontava appunto di queste due aste, tutto il pesce viene messo all'asta in pratica, più o meno, quindi non è soltanto, tanti pensano solo una certa specie ittica in realtà. Poi dipende anche dai periodi e dipende anche dal tipo cioè non proprio tutto, nel senso che alcuni pesci vengono comunque, cioè alcune specie in certi momenti hanno un prezzo dove non c'è bisogno di fare l'asta, ecco, insomma viene stabilito direttamente fra acquirenti e compratori. Insomma, con una trattativa diretta, insomma. Però non c'è l'intervento di algoritmi. No, non ci sono algoritmi, non ci sono, da noi l'asta elettronica non è utilizzata, è tutto basato sulla persona, sul personale. Persone che lavorano in un ambiente che deve essere sempre più salubre, più sicuro. Avete fatto, sono stati organizzati nei tempi passati, comunque adesso sono giunti a compimento importanti lavori di ristrutturazione. Sì, sono stati fatti diversi lavori, uno ha riguardato appunto l'impianto di illuminazione, sia interna che esterna al mercato, un altro è stato fatto un intervento di raffrescamento appunto, proprio per garantire, soprattutto nei periodi estivi. Arrivavate a 40-45 gradi? Si arrivava a 40 gradi, quindi naturalmente lavorare in un ambiente di lavoro a 40 gradi, soprattutto con prodotto deperibile, insomma era abbastanza impegnativo. C'è poi un'isola ecologica che è stata costituita? Un'isola ecologica abbiamo realizzato, sì, proprio perché per una gestione ottimale dei rifiuti. Recupero di tutte queste cassette di polistirolo viene attuato al mercato ittico, ma c'è un progetto, qualcosa, visto che lei è molto sensibile all'ambiente, le sta a cuore anche questa tematica? Sì, io tengo molto alla sostenibilità in generale, quindi i prossimi interventi diciamo, che faremo insomma, sul mercato saranno tutti quanti verso la sostenibilità. E quindi tipo che cosa? Dell'impatto ambientale, quindi nella riduzione dei rifiuti, nell'efficientamento energetico, quindi tutto quello che va verso la sostenibilità per noi è fondamentale. Perché in realtà i pescatori non sono gli inquinatori del mare, ma anzi lo tutelano. Assolutamente hanno molto a cuore, raccolgono quello che sono i rifiuti, pescano anche di rifiuti, no? I pescatori sono io direi proprio i protettori del mare, anche perché io per esempio più volte, siccome appunto mi piace immergermi cioè come fosse un mare, mi piace immergermi nel mondo dei pescatori, degli operatori, spesso mi trovo con loro al bar, beviamo caffè, beviamo uno spritz, ci confrontiamo e loro addirittura mi dicono che se per esempio a volte quando c'è cattivo tempo, se non vanno in barca, se non escono per 1 o 2 settimane stanno male, accusano proprio un malore, non riescono a stare distanti dal Quindi mare. È un lavoro che è una passione. È soprattutto una passione, perché dal punto di vista remunerativo obiettivamente rende sempre meno, però quando c'è la passione naturalmente c'è tutto. Io credo che per il pescatore, almeno per quello che è stata la mia esperienza finora con i Chiogiotti, per i pescatori il mare è tutto, quindi non posso immaginare un pescatore che non abbia cura del suo luogo di lavoro. Certo, infatti questo è importantissimo. Il pescatore si sveglia a mezzanotte, sta fuori tutta la notte per andare a pescare. C'è un lavoro sacrificante, duro, di fatica, al freddo, al gelo, sì, infatti, caldo. Quindi non tutti. Non trascuriamo. Luogo di lavoro che è il mare, dopo c'è naturalmente anche il mercato ittico dove viene conferito il pesce, però per questioni strategiche anche ambientali, questa è la battuta in chiusura perché abbiamo terminato il nostro spazio, state pensando anche al trasferimento del mercato ittico? Sì, è una grande sfida, ci sto pensando, non sarà semplice, ma sicuramente il trasferimento del mercato ittico è una delle mie priorità.
Perché? Perché c'è inquinamento a causa del transito? Perché è una questione puramente logistica. Attualmente il mercato ittico è in centro città praticamente, cioè pieno centro cittadino, e tutti i camion e anche le barche sono costrette ad arrivare al mercato ittico e entrano in centro città, quindi devono attraversare i camion attraversano tutta la città prima di arrivare al mercato e poi tornano indietro. E quindi traffico, inquinamento... Grande congestione, emissioni di CO2, inquinamento, possibili pericoli per i ciclisti, i pedoni e via dicendo, quindi sicuramente bisogna ragionare e lavorare in quella direzione lì. Allora, siamo giunti al termine, ci aggiornerà delle nuove iniziative che verranno intraprese, perché poi è anche un luogo di sensibilizzazione, di cultura, si è parlato anche di recentemente, visto la sagra del Folpo, tutto con la Confraternitas, partiti delle trattative del Folpo simboliche che poi per celebrare anche... Abbiamo ospitato i confratelli della sagra del Folpo al esatto, mercato. Infatti, è stata una bella esperienza. Infatti si verificano tante cose di cui non siamo anche a conoscenza. E anche loro hanno apprezzato l'essenza dell'asta, perché sono venuti appunto all'asta pomeridiana, hanno visto, insomma, hanno toccato con mano quello che si prova durante un'asta. Benissimo, allora l'aspettiamo ancora, il nostro ospite, ci farà molto piacere, perché così informiamo anche tutti quanti voi che ci seguite di questa realtà molto importante per coloro che hanno avuto la fortuna di assistere, perché poi è aperta anche in parte al pubblico, insomma, con previa prenotazione, insomma, so che ci sono dei periodi in cui è possibile anche visitarla. E io ringrazio il direttore di essere stato qui con noi, grazie molte. Voi cari telespettatori vi lascio la pubblicità, noi continuiamo l'intervista e quindi dovete seguirci, restate su canale 19. Vi aspetto a Chioggia comunque. Grazie, senza dubbio.